Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un summit di mafia tra clan palermitani della Locride e un napoletano per organizzare l'omicidio del procuratore Pignatone e del suo vice Michele Prestipino. L'incontro, che si sarebbe tenuto in un casolare alla periferia di Messina il 10 settembre, aveva lo scopo di mettere a punto la strategia concordata in una precedente riunione per assassinare i 2 magistrati di Reggio Calabria. A rivelarlo è un documento anonimo arrivato per posta alla DIA di Caltanissetta un paio di settimane fa. Il bazooka utilizzato per l'intimidazione al procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone poteva sparare, è quanto emerso dagli accertamenti compiuti dagli investigatori sull'arma. Il bazooka, di fabbricazione slava, era stato definito un'arma monouso inoffensiva perché già utilizzata, ma in realtà è stato rilevato che qualora fosse stato caricato con un altro razzo avrebbe potuto sparare nuovamente. Intanto è ufficiale l'arrivo dell'esercito in città, che vigilerà sui palazzi di giustizia. Dopo i 102 sbarcati ieri sulle coste crotonesi, altri 20 immigrati curdi sono stati trovati da polizia e guardia di finanza sulla spiaggia a Ferruzzano, nel Reggino. Gli immigrati sono tutti uomini e tra loro ci sono 4 minorenni. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i curdi erano stati lasciati sulla spiaggia da un'imbarcazione che si è poi allontanata. Gli immigrati sono stati portati per il momento in una struttura di proprietà del comune di Bianco. Nuove perquisizioni sono state eseguite a Catanzaro dai carabinieri nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Aloi, l'uomo trovato semicarbonizzato in un casolare abbandonato di Simeri Crichi, nel Catanzarese, lo scorso 19 settembre. Dopo l'arresto di Alfredo Trapasso, accusato dell'omicidio, gli uomini del reparto operativo provinciale stanno approfondendo alcuni aspetti, soprattutto rispetto all'ipotesi che quest'ultimo non abbia agito da solo. Non si escludono dunque nuovi sviluppi nelle indagini. Nuovi sviluppi per l'inchiesta Why Not, questa volta d'ordine finanziario. Nella prossima settimana componenti dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode saranno a Catanzaro per effettuare verifiche relative alla gestione dei fondi comunitari già oggetto dell'inchiesta, avviata anni fa dall'allora sostituto procuratore Luigi De Magistris. Lo scopo è quello di scoprire i presunti illeciti che potrebbero essere stati commessi in Calabria con l'utilizzo improprio di fondi europei. Reazioni indignate sono arrivate per l'assalto a colpi di uova e di fumogeni che ha subito il Palazzo Comunale di Crotone ed altre sedi istituzionali e di sindacati ad opera di un centinaio di manifestanti che protestavano contro la mancanza di lavoro. Nel pomeriggio il sindaco ed i segretari provinciali dei sindacati e delle categorie produttive in una conferenza stampa hanno sottolineato la gravità dell'episodio ed hanno invitato la magistratura a fare luce sugli aspetti ancora poco chiari della manifestazione. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, d'intesa con Catanzaro Fiere SpA, ha promosso un concorso enogastronomico indirizzato agli studenti degli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorazione della regione. L'iniziativa prenderà il via all'interno della prima fiera enogastronomica mediterranea Food and Beverage, rassegna dell'agroalimentare improntata sul Made in Calabria, che si svolge dal 6 al 14 novembre presso il parco commerciale Le Fontane di Catanzaro. L'iniziativa è stata presentata presso la Camera di Commercio. L'8 e il 9 ottobre tornano in piazza le Mele per la Vita, iniziativa dell'AISM per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla. Ad illustrare l'iniziativa, che vede coinvolta l'amministrazione provinciale e l'FC Crotone, la presidente provinciale dell'AISM Luciana Gaccione, che ha sottolineato come il prossimo weekend sia dedicato in particolare ai giovani colpiti da questa, che resta una malattia rara. Saranno diverse le piazze anche in provincia che vedranno la presenza dei volontari AISM.